esperienza direi esemplare. Noi li ho presentati prima, sono al nostro tavolo con noi Diego Totti, ingegnere ambientale, Marco Potronieri, che è dottore agronomo, sono vicepresidenti anche loro del comitato, e ecco, con loro, prima di passare a Barbara e poi eventualmente naturalmente al pubblico, se c'è l'occasione magari di qualche domanda ulteriore su questo che ha detto il professore, che ovviamente suscita curiosità e interventi di vario tipo. Una così gliela porrei io, diciamo da profano, ma così come forse si pongono nei quesiti, no, anche i cittadini che non sono addentro alle questioni tecniche. Nella convenzione che il Comune ha firmato con appunto i promotori, diciamo, di questo progetto, si parla di biomasse e di esclusivamente biomasse che saranno bruciate, però si dice principalmente di paglia e stocco di mais. Ecco, in quel gap tra ciò che è, no, sicuramente biomassa, ma può non essere, perché si dice principalmente paglia e stocco di mais, che cosa può esserci? Chiedendo scusa se magari l'ha già spiegato all'inizio della sua relazione, proprio per chiedere. In realtà non si è già aperto. In realtà il principalmente vuol dire che ci può essere qualcos'altro. Probabilmente, io credo, questo dipenderà quando ci sarà un documento con l'autorizzazione finale, non verrà mai scritto che si autorizza né CDR né rifiuti. Però questo non è una garanzia, perché ad esempio se oggi è conveniente con gli incentivi questo tipo di attività, se domani non fosse più conveniente perché gli incentivi diminuiscono o non sono sufficienti a coprire le spese e quindi non sono in attivo, le ipotesi sono due: o chiudono o chiedono di riconvertirlo in modo che sia conveniente. Se l'impianto è ancora funzionante, è logico che il proprietario chiederà di utilizzarlo in modo da ottenere un guadagno, perché nessuno fa le cose senza guadagno, e se il guadagno è dato dagli incentivi uso le biomasse. Se gli incentivi non lo sono sufficienti, potrei usare qualcosa che mi pagano per bruciare. In questo momento l'unica cosa che viene pagata per essere bruciata, mi pagano se brucio dei rifiuti. Non so se appunto c'è qualcuno anche dei nostri relatori che vuole rivolgere qualche altra domanda al professore. Ecco, abbiamo qualche intervento. Proviamo allora magari a sentire Forse prima l'ultima relazione. Allora chiediamo di pazientare pochi minuti i nostri ascoltatori, così completa un pochino la relazione, poi diamo ampio spazio. Molte cose sono complementari a quelle cose. Perfetto. Prego, Laura.